Buonasera dalla Milk Cup, abbiamo qui ai nostri microfoni Giuseppe Presente, presenti, il portiere del Caffè Europa, che è rientrato dopo un periodo di infortunio, ha trovato la sua squadra in piena forma e sta andando come rullo compressore. Peppe, oggi nonostante sei rientrato da un infortunio, quindi un po' di tempo che non giocavi, hai fatto una buona prestazione e la squadra ha risposto bene. Sì, la squadra risponde bene perché ormai ci stiamo abituando a giocare insieme, però peccato per i gol subiti, noi cerchiamo sempre di difendere il meno possibile, ma molte volte è anche merito della squadra avversaria che ci hanno creduto. Certo, ovviamente ognuno aspira alla miglior difesa, al miglior portiere, che comunque noi non lo assegniamo per i gol subiti, lo assegniamo in base a un voto che diamo ogni partita. Questa partita però l'ha preso il portiere avversario perché è stato superlativo, dobbiamo riconoscerlo, Sì. ha avuto anche una marea di tiri. Risultato tondo, a un certo punto avete pensato di averla già chiusa la partita, loro ci avevano creduto e stavano rimontando. Sì, il risultato abbiamo sperato, cioè speravamo che fosse molto più rotondo dalla parte nostra, soltanto che abbiamo avuto un momento di svista, che loro ci hanno creduto, si sono compattati, noi abbiamo perso qualche palla di troppo, abbiamo preso quei 2-3 gol nell'arco di 5, massimo 10 minuti che ci hanno destabilizzato, però anche grazie al vantaggio che abbiamo accumulato prima siamo riusciti a mantenere la calma. Però non ho altro da fare che complimenti alla squadra avversaria e al mio dirimpettaio, che è stato eccellente. Certo, da 6-1 a 6-4 un po' avete cominciato a pensarci, loro ci stavano credendo, poi avete rialzato il ritmo e la partita si è chiusa. Con questa vittoria vi candidate seriamente a dare fastidio proprio davanti alla Stallenbet e Bayern Monaco, che in questo momento siete a pari punti ma loro hanno una partita o due partite in meno, quindi comunque la Champions è a portata di mano. Sì, noi puntiamo sempre al massimo della classifica, al trofeo maggiore, però ci accontentiamo di quello che verrà, vuol dire che sarà il risultato che meritiamo di più. Ancora è tutto da vedersi, siamo al Giro di Boa, quindi in bocca al lupo al Caffè Europa, grazie per essere venuto ai nostri microfoni, dalla Milk Cup è tutto, una buona serata. Buonasera dalla Milk Cup, si è appena conclusa la partita Catania in Movimento contro Caffè Europa, che ha visto vincere per 7-4 il Caffè Europa. Ho qui con me il portiere del Catania in Movimento, il migliore in campo veramente, ha fatto sì che il passivo fosse meno peggio del previsto comunque, e ho qui Chicco Fragale. Chicco, allora sei stato strepitoso ma non è bastato. Non è bastato perché magari abbiamo commesso molti errori in difesa, come al solito noi lasciamo sempre un po', diciamo, gli attaccanti un po' soli, non seguiamo gli uomini e quindi si ritrovano sempre davanti soli e magari tirassero un po' più da lontano, invece li facciamo avvicinare troppo e quindi prendiamo poi il gol. Hai fatto un paio di interventi veramente, nonostante non sei più under da un po', però ti sei destreggiato bene. Con questa vittoria, con questo diciamo risultato, ti candidi seriamente a vincere il miglior portiere, perché mi pare sei salito a quota 40 e quindi già è un buon punteggio. Questo qua diciamo mi fa onore, diciamo, sia per l'età sia anche perché mi piace sempre giocarmela fino in fondo. Anche se poi la perdiamo non ha importanza, l'importante è sempre dare tutto in campo e poi il resto diciamo va bene così. Sotto questo punto di vista tu e soprattutto la squadra Catania in Movimento, io non smetterò mai di dirlo, siete veramente esemplari, perché nonostante ancora non avete fatto neanche un punto, venite, vi divertite, provate a giocare divertendovi e al di là del risultato siete sempre lì a dare un motivo in più per continuare questo torneo, soprattutto dal punto di vista della sportività. Sì, questo sì, perché io magari sono uno degli ultimi arrivato diciamo, con questi ragazzi. Loro giocano sempre, diciamo, il giovedì così, ma giocano sempre per divertirsi, sono tutti ragazzi in gamba, diciamo che giocano la partita tanto perché sono appassionati di calcio e quindi cercano, diciamo, di dare quello che possono. Però è anche bello, diciamo, anche bello perdere a volte, però l'importante è dare tutto in campo, sempre questo qua. Io Chicco ti ringrazio, ti auguro di continuare così anche per il trofeo del miglior portiere e vi auguro di raggiungere la prima vittoria che meritate, perché a volte è stata anche sfortuna, e un in bocca al lupo a te e alla squadra del Catania in Movimento. Grazie, crepi il lupo, speriamo quanto prima di fare questa benedetta vittoria. Dalla Milk Cup è tutto, una buona serata.